Buonasera e benvenuti in questa nuova quinta giornata. Buonasera e benvenuti qui al Pala Simoncelli per la quinta giornata di Coppa Italia che vede qui di fronte la squadra di casa, il Pico Mirandola contro il Roller Scandiano. Scendono in pista per il Pico Mirandola Potenza Luca con il numero 72, il portiere Moschetti Daniele, numero 7, con il numero 6 il capitano Siberiani Vincenzo, con il numero 10 De Tommaso Filippo, Scutece Stefano indossa la casacca numero 9, Santoro Andrea con il numero 21, il 18 è indossato da Mirto Alessandro, Paltrinieri Federico con il 44, De Stefano Gioele con il 73 e il numero 1, il portiere Luppi Federico. Sì, c'è attivo. Abbiamo Ranati Carlo Alberto col numero 3, Ferrero Maglioli Santiago col numero 77, Einite Davide con il numero 7, Beato Andrea col numero 10, Roca Boazza Aleandro col numero 9, Stefani Andrea col numero 6, Busani Nicolò col numero 5, Barbieri Lorenzo col numero 29, il portiere Lareggi Jacopo con il numero 71 e il primo portiere Beck Matteo al numero 1. Allenatore Mariotti Enrico. Le squadre si salutano, abbiamo i primi momenti di cordialità sul campo. I mister hanno avvicinato a loro le squadre e danno le prime direttive per questo incontro che ricordiamo è la quinta giornata di Coppa Italia qui dal Pala Simoncelli di Mirandola. Intanto tutto pronto in pista il signor Roberto Totti ad arbitrare questo incontro. Dalla parte del Mirandola l'allenatore Iallaci Iuri, dalla parte del Roller Scandiano l'allenatore Mariotti Enrico. Tutto pronto per il fischio di inizio. L'arbitro si accerta della posizione, intanto si parte subito con la pallina a favore del Roll Scandiano, il numero 29 Barbieri che imposta l'azione. Ancora lui in possesso di pallina, riesce a rubargli palla De Stefano che scivola, perde la pallina alla volta del numero 5 Busani che scambia con Beato. Ancora un tiro potentissimo effettuato dal numero 77 Herrero. E ancora lo Scandiano che prova a farsi pericoloso, recupera la squadra di casa con il numero 10 De Tommaso, quindi Siberiani
non riesce a chiudere il passaggio, riparte lo Scandiano con Beato, quindi Busani, ancora Beato, scambia con Barbieri, prova a servire in mezzo Busani che non riesce ad intercettare il tiro. Fa in- E adesso è chiuso all'angolo e si guadagna questa volta un fallo di squadra. La squadra di casa riparte Siberiani sulla pallina. Siberiani scambia con De Stefano, quindi De Tommaso. Ancora dietro per De Stefano. Intanto è De Stefano che si fa. Ci sono le urla da parte della tifoseria. E riparte dall'altra parte ancora Mirto. Intanto passo la parola a Giuseppe. Vediamo un po' la palla nella squadra di casa. De Tommaso avanza scambio per De Stefano, ma il capitano Siberiani recupera la pallina, giro di porta. Abbiamo De Tommaso di nuovo, torniamo indietro con la pallina e puntiamo a recuperare questo tiro durissimo che viene recuperato dalla difesa, mentre Mirto è già pronto contro la squadra ospite che con il numero 5 Busani avanza verso la porta del Mirandola, ma ripartono in questo momento gli ospiti con il numero 10 ricordiamo Beato che recupera la pallina dopo un giro di porta ma viene bloccato da De Tommaso, pallina che torna al centro della campo. Siberiani per la Pico e De Tommaso, scambio diretto di pallina, si ritorna su De Tommaso e si punta ad un tiro che viene ostacolato dalla difesa. Il numero 5 strattona il numero 5 Busani, spinge De Tommaso. Ecco, il tiro non è tanto elegante. Adesso il giudice di gara, arbitro Toti, palla a 2 per la squadra di casa. De Tommaso riparte dopo un passaggio di De Stefano. Ecco, siamo nell'angolo con il numero 77 degli ospiti, parliamo di Herrero che davanti alla squadra, la porta di casa, intimorisce il portiere, ma si riparte subito. Grazie a De Tommaso, siamo già davanti alla porta degli ospiti, ma ancora una volta vengono bloccati da Herrero, ancora una volta con un passaggio a 2 con il ma è un contropiede impressionante e andiamo avanti, ancora il numero 10 e ci siamo, parla di nuovo dietro la porta dell'Hockey Pico Mirandola, si riparte da 10 con il numero 20. Ecco, adesso abbiamo il numero 5, c'è un passaggio, un ritorno indietro per Beato prova a centrare su Herrero ma la pallina torna indietro con il numero 22 e si riparte, nulla di fatto, si riparte
dalle retrovie per la squadra dell'Hockey Roller Scandiano, giro di porta avversaria ma si ritorna sulla difesa, si riparte con la pallina, abbiamo il numero 5 Beato che tira ma viene bloccato dalla difesa di... Adesso è tornata la palla nelle mani del Herrero per la squadra ospite che giro di pallina a centrocampo insieme al numero 10 Busani. Ha di nuovo la palla per l'hockey roller. No, non devi parlare con quello. Parla con quello e ti senti qua. Bene, Herrero, numero 29, Beato. Abbiamo ancora un recupero, tiro che rimane bloccato al centro. Nel frattempo il portiere, il 72, Potenza Luca, blocca la pallina e si riparte. Riparte Mirto col numero 18, tiro al centro, Mirto viene atterrato nella immediata vicinanza del portiere, ma nulla di fatto per il direttore di gara. Il vantaggio di palla va avanti. Va avanti, abbiamo Herrero ritorna sul numero 10 che prova il tiro ma De Tommaso lo blocca e fa scudo insieme a Potenza sulla porta. Abbiamo adesso, ecco, dobbiamo dire in questo momento che la squadra ospite è abbastanza tecnica sicuramente, ma ha un gioco con molto incisivo verso gli avversari, tant'è che un tiro molto diretto da parte del Busani viene bloccato e intercettato dal portiere Potenza. Adesso siamo davanti alla porta avversaria. Ecco, ripartiamo con De Stefano. De Stefano per De Tommaso, giro di pallina, passa al capitano Siberiani che si scambiano velocemente con De Stefano, ma un errore di De Stefano consente agli avversari di recuperare la palla ed è rigore. L'arbitro Toti chiede il rigore. Vediamo, il pubblico non accetta tanto le intenzioni del direttore di gara, sembrerebbe per un discorso di iniquità, mi permetto di dire, rispetto a quello che è accaduto prima. Adesso abbiamo il tu per tu, mi permetto di definire, abbiamo il portiere Potenza che si va a riorganizzare, mentre Busani col numero 5 per Roller Scantiano è pronto al tiro diretto di prima. Le squadre si sono disposte dietro la linea rossa dell'area avversaria. Ospite, siamo ancora in una situazione di stasi, sembrerebbe che il portiere Potenza si sia organizzato, la tribuna freme, il numero 5 prende le misure, Busani è pronto per il tiro diretto, cosa accadrà? Benissimo, prende un palo ma la pallina passa sotto il corpo di Potenza per ribattuta e passa in vantaggio la squadra di Scandiano. Riparte il gioco ben organizzato. Abbiamo l'Hockey Pico Mirandola, parte di prima De Tommaso, De Stefano recupera la palla, fa il giro, scavalca gli avversari, prova a riorganizzare il gioco e torniamo indietro su Siberiani, il quale prontamente passa al centro su Gioè De Tommaso che per prestanza fisica viene intercettato. E adesso ripartiamo con il numero 29 Barbieri per la squadra ospite che fa un giro di pallina con il Herrero Beato e siamo di nuovo lì all'attacco. Vediamo Herrero che prova il tiro ma viene intercettato dalla difesa e la pallina si fugge verso l'altro. Riparte adesso la Pico, abbiamo Siberiani, De Tommaso, De Stefano al centro che è pronto a recuperare ma si arriva di nuovo su Siberiani che passa la pallina, la volta di De Stefano, De Tommaso, De Stefano, proviamo a forare questa difesa della squadra
di Scandiano, prova il tiro Mirto, nulla di fatto, intercettato da Herrero, si riparte per lo Scandiano. L'arbitro di gara Toti ricorda che senza il suo ok non si riparte. Adesso siamo al centro, proviamo con Barbieri scambia e ritorniamo su Busani. Busani, giro di porta, dà la pallina indietro ma non viene inteso il gioco da parte dei suoi compagni, pertanto di nuovo Beato che prova il tiro dal centro ma riparte con il Herrero che si ricarica nella lunghezza, ma la pallina sfiora la traversa della porta del Pico. Ripartono adesso con Barbieri, tiro secco ma nulla di fatto. Abbiamo il primo, supera i 45 secondi, De Stefano viene agganciato da Herrero, ma l'arbitro di gara estrae il cartellino per Herrero, 2 minuti di pausa. Ancora una volta va dato un segnale incisivo che purtroppo non rispettava la galanteria nel gioco, vista il blocco dell'azione. Nel frattempo continuano i cambi, siamo pronti a ripartire. L'arbitro Toti prende nota, pallina piazzata, De Tommaso è pronto. Ecco, il direttore prende nota di questo rigore, il portiere abbiamo il portiere Vecchi, dà l'ok, sembra sia pronto per affrontare l'avversario. Attendiamo l'ok del direttore, fatta. De Tommaso prova il tiro ma passa dietro la porta, ma si riparte con De Stefano. Siberiani dà le sue direttive ma prende la palla sul passaggio di De Stefano. Nel frattempo vengono incitati anche dalla panchina ad accelerare il gioco. Mirto e la sua pallina, la palla viene alzata ma la stecca viene contenuta nei limiti. Siberiani riparte, De Stefano. Proviamo a fendere questa difesa dello Scandiano, è la volta di Mirto che ripassa la palla al centro, prova De Tommaso, nulla di fatto, la palla finisce sul fondo. Ripartiamo adesso con Siberiani, De Stefano, grande tiro diretto ma intercettato dalla portiere. Siamo adesso in una condizione di palla 2, l'arbitro chiama la palla 2, abbiamo De Tommaso e Busani. Eccomi, tiro velocissimo, la Pico ha accelerato tanto il gioco ma vengono intercettati da Stefani che recupera la pallina da dietro la porta e cambia il gioco passando la pallina nell'altra metà del campo. Nel frattempo viene recuperato dal capitano della squadra di casa che procede subito a servire De Stefano. De Stefano ritorna sul capitano, tiro leggermente alto ma viene dato un vantaggio per una stecca, sembrerebbe alta da parte di Mirto. Abbiamo un'indicazione del direttore di gara. Bene, riparte la squadra ospite, lo Scandiano è già a metà campo con Beato che recupera la pallina, la fa scavalcare sul campo, ma abbiamo De Stefano della Pico che recupera immediatamente, procede a servire Siberiani, capitano Siberiani che è sempre molto attento in questo momento e coordina i suoi compagni di squadra. Il tiro è diretto anche da parte dei Siberiani ma viene intercettato dal portiere e ci riprova di nuovo Scandiano mettendo in crisi la difesa della squadra, ma abbiamo di nuovo una posizione incredibile dove il Siberiani serve il tiro al De Tommaso che lo imbuca perfettamente, spiazzando così il portiere del Scandiano. Il Vecchi
subisce una rete, è la prima rete qui al Pala Simoncelli di Mirandola, la tribuna è salta, sembra un po' si siano acquietate, parte il tifo, nel frattempo il direttore è pronto a mancano 13 minuti e 36 secondi alla fine di questa prima parte della partita e a battere Busani per Herrero prova a servire il compagno di squadra e viene riconosciuto dal Toti un vantaggio di palla per la squadra ospite. Sembrerebbe che il Siberiani sia intervenuto a discapito, chiede la distanza e tiro a due. Riparte il gioco con la pallina nelle mani dell'Hockey Scandiano che si approssima a un tiro diretto con Dei Nite, ma va sopra la traversa, nulla di fatto. La palla esce fuori dal campo, viene recuperata ed eccoci, va palla a 2. Sembrerebbe che le indicazioni del direttore di gioco siano palla a 2. Vediamo cosa accade. No, non è una palla a 2, è una palla in 2 per la squadra ospite. L'Hockey riparte lo Scandiano, prova a servire all'indietro, ma nulla di fatto. Il direttore di gara redarguisce il numero 7 dei Nite, sembrerebbe per simulazione, una simulazione verosimile che poi si andrà meglio ad interpretare. Interloquisce anche con l'allenatore dello Scandiano. Siamo pronti a far ripartire il gioco. Roberto Toti, direttore di questa quinta giornata di Coppa Italia dal Pala Simoncelli di Mirandola, dove si stanno scontrando il roller Scandiano squadra ospite con la squadra di casa Hockey Pico Mirandola. Siamo pronti a ripartire il gioco. Capitan Siberiani passa per De Tommaso e ripartiamo da dietro la porta. De Tommaso scavalca il centro del campo, nel frattempo abbiamo De Stefano che è pronto dalle retrovie a recuperare la pallina, doppio passaggio, si parte su Siberiani sulla parte destra della pista, proviamo a mettere al centro su Mirto, tira, scavalca la traversa della porta. Riparte con il numero 5 Busani che è già arrivato al centro, poi va a terra ma nulla di fatto, provano un tiro velocissimo, ricordiamo che andare a terra era stato Barbieri. Nel frattempo De Tommaso riparte dietro la porta della squadra di casa, ha ormai superato il centro della pista e tocca a Mirto. Ripartiamo da Siberiani, serve De Stefano va su De Tommaso e abbiamo sempre Mirto in una posizione ottimale sotto la porta della squadra. No, non vengono ben intesi i tiri, c'è un piccolo malinteso tra Siberiani, riparte ed è rete a segnare questa pallina il numero 5, parliamo di Busani della squadra ospite che fa la differenza in questo momento. Tutto questo è soltanto un errore che si è manifestato ai tre quarti della pista da parte di un giocatore della squadra di casa e questo garantisce il contropiede allo Scandiano che va a segnare ancora un punto. Siamo 2-1 a 12 minuti e 10 secondi dalla fine della prima parte. È ripartito De Stefano con un super tiro, mi permetto di definire, ma che sfiora di poco la porta e in ogni caso si riparte con la squadra ospite dalle retrovie, ma il direttore di gara ha intercettato una situazione di fallo dando un vantaggio di pallina sulla tre quarti alla squadra ospite che riparte con un giro di palla, prova a servire il numero dei Nite che si scontra con Capitan Siberiani, la palla è veloce e abbiamo già Paltrinieri per l'Hockey Pico che viene intercettato dall'ospite. Nel frattempo abbiamo il numero 6 Stefani che è pronto ma nulla di fatto, il gioco riparte sempre a vantaggio dello Scandiano, prova giro di pallina, riparte Busani, prova il tiro ma ci ripensa, ridà la pallina indietro e riparte con il numero 6 Stefani che prova a sfondare, ma ancora una volta riparte il gioco da Busani che prova a scavalcare la difesa, fa il giro di porta, viene intercettato ma il suo giro di pallina finisce sopra la traversa
grazie alla difesa del De Stefano. De Stefano è proprio lui a ripartire dall'area della Pico. Busani, De Tommaso, giro di pallina al centro, De Stefano servirà il capitano, non va su un De Tommaso che ormai avanti fa il giro di porta. Abbiamo sempre Paltrinieri al centro che prova a smarcarsi. Vediamo cosa riusciamo a fare. Nulla, la pallina torna indietro per De Stefano passando dal capitano Busani che prova a intercettare la difesa, ma il portiere ancora una volta procede a bloccare la pallina. Bene, adesso è a De Stefano che ha la pallina dietro la porta della squadra ospite. Provano a scambiarsi con Paltrinieri, ma non Paltrinieri combatte gli avversari della difesa e decide di ritornare indietro su De Tommaso. De Tommaso che va su Siberiani. De Tommaso dal centro della pista proverà il tiro oppure torna indietro su De Stefano. Gli vengono date delle indicazioni dalla panchina, ma è questo portiere ospite. Parliamo sempre di Matteo Vecchi con il numero 1, intercetta il tiro, mancano 9 minuti e 50 secondi, viene chiamato un time out. Allora, caro Costantino, stiamo vedendo una partita molto ma molto dinamica e mi permetto di dire con tanta grinta. Sì, in effetti le due squadre si stanno un po' combattendo e studiando in questo momento. Devo dire che lo Scandiano sta offendendo in maniera più aggressiva, tuttavia il Mirandola si sta difendendo nel migliore dei modi e non è riuscito a approfittare della punizione di prima e del cartellino blu. Questo è diciamo, un problema che ha pregiudicato anche la partita scorsa. Ricordiamo 2 punizioni e un rigore non realizzati dalla squadra giallo-blu. È praticamente finito il time out, siamo pronti per ricominciare. Il parziale è appunto di 2-1 per la squadra ospite, i falli sono 3-2 commessi, appunto 3 dallo Scandiano, 2 dal Mirandola. 9:50 alla fine di questo primo tempo, tutto pronto per iniziare. Riparte il gioco dopo il fischio del direttore di gara. Adesso è il Mirandola che è in attacco con De Tommaso che si guarda attorno, schiude la difesa dello Scandiano. Intanto segnaliamo l'ingresso in pista di parte di Scutece e il gol non validato a quanto pare per una deviazione con un pattino. Si riparte dallo Scandiano con il numero 6 Stefani, quindi Herrero, ancora Stefani, fanno girare la pallina a centrocampo. Herrero, Stefani prova ad andare avanti ma scambia indietro alla volta di Busani. Ancora Herrero, scambia con Busani, chiude il triangolo alla volta di Herrero, non si chiude in realtà e è proprio Herrero che subisce fallo da parte di Paltrinieri. Nell'angolo basso alla sinistra della porta difesa da Luca Potenza con il numero 72 riparte lo Scandiano, si guarda attorno Busani, ferma il gioco il direttore di gara, il signor Toti, per conferire con i due con il secondo in panchina e con il signor Iallaci, l'allenatore della squadra del Mirandola. Si riparte con una pallina dall'angolo basso, la serve Siveriani alla volta di De Tommaso, si guarda attorno, prova a costruire il
Mirandola con De Tommaso, non trova nessuno, si propone Paltrinieri. Quindi ancora De Tommaso, servito questa volta Siberiani, a fondo sul lato destro ancora per De Tommaso, dietro porta, due giocatori, tre giocatori a chiudere la difesa. Scutece prova a sovrapporsi su De Tommaso, scambio alla volta di Paltrinieri che non riesce a chiudere, ancora il Mirandola, Paltrinieri prova a trattenere in tutti i modi la pallina, tuttavia deve cedere la pallina al Scandiano per un fallo con una mano per terra. Recupera comunque il Mirandola, ancora Paltrinieri, si guarda attorno, scambia dall'altra parte con Scutece, torna indietro per Siberiani, ricostruisce il Mirandola da centrocampo con De Tommaso. Scutece, ancora De Tommaso, esce da dietro porta Scutece, deve ritornare indietro per Siberiani, 20 secondi ancora di possesso, tira dalla tre quarti di campo ed è Siberiani che segna il secondo gol per il Mirandola, 2-2, 7:38, un fantastico tiro dalla tre quarti di campo, non sembrava ci fosse una deviazione e la pallina si insacca alle spalle di Vecchi. E intanto il Mirandola galvanizzato ricomincia dalla sua metà campo e De Tommaso si stanno facendo un po' caldi, Giuseppe, i momenti di questo primo tempo, 7-19. Effettivamente anche il pubblico risponde con tanta energia a questo gioco, ma ripartiamo ancora da De Tommaso, servito da Scutece che avanza al centro. Scutece è già pronto sotto la porta, il capitano Siberiani riprova un tiro dal centro che viene aiutato da Paltrinieri ma poi intercettato dalla difesa. Torniamo adesso la palla nello Scandiano, lo Scandiano ritorna in possesso della pallina e avanza con Deinite, poi per tornare su Herrero che prova un tiro dal centrocampo intercettato dal portiere Potenza. Ripartono ancora una volta, abbiamo Herrero, prova il tiro, nulla di fatto, non viene assistito, non trova assistenza di Stefani e ripartiamo adesso con De Tommaso al centro, si guarda intorno, prova a girare la pallina su Siberiani, Paltrinieri arretra, è pronto a dare assistenza ma è Scutece che riceve la pallina e la ridona al centro su De Tommaso. Abbiamo adesso Santoro con il numero 21 per la squadra di casa. Scutece dall'angolo prova a girare la pallina e Santoro si tiene pronto al centro per dare servizio di De Tommaso ed ecco gli arriva la pallina di De Tommaso. Santoro è lui che adesso passa la pallina al centro ma Paltrinieri che viene scartato letteralmente dall'avversario, la pallina ritorna nelle mani dello Scandiano che con il numero 5 Busani fa il giro di porta, serve Herrero che rimane dietro la porta per organizzare i passaggi, trova assistenza del numero 7 Deinite che serve Stefani ed è la volta di Deinite che prova il tiro, nulla di fatto e ritorna la pallina su Busani. Busani fa il giro di porta, prova a ritirare indietro ma Santoro intercetta la pallina e serve Scutece al centro con un tiro diretto che è intercettato da Deinite, ritorna in contropiede, il contropiede che dove Herrero gestisce la palla, prova il tiro ma nulla di fatto. Siamo ancora con un time out, ricordiamo in 4 minuti e 58 alla fine di questa prima parte. Sì, time out appunto richiesto dalla formazione in casacca blu. Mister Mariotti richiama i suoi in panchina per dare le indicazioni, direi, di questo ultimi 5 minuti di partita del primo tempo della quinta giornata di Coppa Italia qui alla Pala Simoncelli. Da entrambe le parti i due allenatori stanno cercando di dare le indicazioni.
molto pronto, richiama il suono richiama i giocatori in pista. Si riparte dall'angolo basso della porta difesa dalla Potenza, dal Mirandola alla sinistra del vostro teleschermo. Si prepara alla battuta Santoro che serve De Tommaso. De Tommaso lungo per Scutece, intercetta tutto, capisce tutto. Stefani che recupera la pallina per lo Scandiano. Serve De Nite. Tiro potentissimo, deviato da Potenza. Ancora la pallina nella stecca dei giocatori in casacca blu, recupera questa volta la pallina con il numero 44 Paltrinieri, serve Santoro. Santoro in mezzo a due, prova a fare tutto da solo, viene depredato della pallina, riparte Paltrinieri e questa volta l'arbitro sostiene che c'è una simulazione da parte di Paltrinieri. Sembrava veramente chiaro che ci fosse stata una trattenuta nella magliettina, ma l'arbitro, il signor Toti, è irremovibile e assegna un avvertimento al numero 44 Paltrinieri per questo che ritiene essere una simulazione. La pallina è sulla stecca di Busani. Accanto a lui De Nite, è proprio lui che riceve la pallina e serve dietro porta. Herrero che tira sul guantone di Potenza e ancora Herrero che si guarda attorno, prova un contropiede, tiro potentissimo sul gambale di Potenza, recupera Paltrinieri, serve Scutece, si fa vedere De Tommaso. De Tommaso prova ad affondare in mezzo, serve ancora Scutece sul lato sinistro che torna indietro alla volta di Santoro. Santoro per De Tommaso, 30 secondi ancora di possesso di pallina per la finalizzazione di questa azione. Ancora Santoro, scambio in centro tra Santoro e De Tommaso, sbagliato il passaggio di Santoro, ci mette una pezza Potenza e recupera De Tommaso. De Tommaso, Herrero su di lui, Santoro, tiro dalla lunga distanza sul corpo di Nite, quindi riparte il contropiede dello Scandiano dalla lunga distanza e De Nite non si fa sorprendere Potenza, riparte Scutece, serve De Tommaso, si fa vedere Santoro dalla parte bassa del campo che serve Paltrinieri. Paltrinieri ancora per De Tommaso serve e chiude verso Paltrinieri che gira dietro porta. Nessuno dei giocatori, dei suoi compagni libero, costretto a tornare indietro alla volta di De Tommaso che tira anche lui dalla lunga distanza, deviato da Herrero, ma è Santoro che recupera la pallina, attaccato da due giocatori dello Scandiano, prova a tenere la pallina, ma è Herrero che ha la meglio, esce, prova a servire De Nite, non capisce il passaggio, in qualche modo riesce a recuperare la pallina. E adesso è Stefani in possesso della pallina, serve il vice capitano Busani, quindi De Nite, ancora Busani in mezzo, prova a trattenere Paltrinieri, sfila verso Potenza e Scutesce tutto solo, prova un tiro dall'angolo sinistro, non riesce a ottenere nulla di fatto, la pallina torna indietro per De Tommaso, quindi Santoro, ancora Paltrinieri prova a fare tutto da solo, capisce tutto Herrero, scambia con Busani, questa volta è De Tommaso che ci mette il corpo, prova ancora Herrero, c'è l'affondo del numero 6 Stefani che è costretto in qualche modo a tornare indietro alla volta di De Nite. Ancora Stefani, De Nite,
è lo Scandiano che prova ad affondare in questa fazione di gioco, nulla di fatto, o meglio, faceva correre per la regola del vantaggio. Appena la pallina è stata persa, il fallo di squadra commesso dalla formazione in casacca blu alla volta di De Tommaso. Si riparte con un fallo per De Tommaso quando manca 1 minuto e 9 secondi alla fine di questo primo tempo. Chiamato l'assistenza della pista per asciugare il campo. Asciughiamo bene la pista e siamo pronti a ripartire. Santoro sulla pallina, al suo fianco De Tommaso. 1 minuto e 9 secondi alla fine di questa prima parte. De Tommaso riparte dopo il passaggio di Santoro. Siamo lì con Scutece, giro di pallina sulla Santoro che va verso De Tommaso e De Stefano che avanza, si infila per Scutece, nulla di fatto, la pallina sfugge e viene recuperata dalla squadra ospite. Abbiamo qui un servizio da parte di Herrero, recupera la pallina, prova a fare il giro, viene subito recuperata da Beato. E ancora una volta Stefani ti prova il tiro, De Nite, nulla di fatto, Santoro spazza la pallina, ancora una volta recuperata da Busani. Stefani, Busani e ancora Busani che poi torna su De Nite. Il giro di pallina è chiaro, si prova a sfondare la difesa dell'Oche Mirandola. Stefani, Herrero scatta, passa dal centro, ma ritorniamo indietro su Busani. Ricordiamo una posizione di parità, siamo sul 2-2. Scutece si conclude qui la prima parte di questo incontro Hockey Roller Scandiano e la squadra ospite al Palace Moncelli di Mirandola contro l'Hockey Pico Mirandola. Si conclude con un risultato di parità. Adesso le squadre vanno negli spogliatoi. Costantino, diamo 10 minuti di tregua ai nostri ascoltatori che stanno seguendo la partita da casa. Le immagini resteranno comunque attive, a risentirci più tardi.
Tutto pronto per l'inizio di questo secondo tempo che vede qui al Pala Simoncelli di questa quinta partita di Coppa Italia. Avverso in casacca giallo-blu il Pico Mirandola, dall'altra parte in casacca blu la squadra del Roller Scandiano. 2-2 il parziale di questa prima metà di questa frazione di gioco. Appena iniziato il secondo tempo, riparte con una offensiva lo Scandiano. Tiro dalla lunga distanza da parte di Stefani che non trova la porta, e ancora il Mirandola invece che recupera la pallina. Ferma tutto il direttore di gara. C'è per terra con il numero 77 Herrero, si è appena alzato, riparte Siberiani. Intanto ha preso possesso del campo dalla parte del Mirandola Moschetti, e da parte del Scandiano è entrato in campo in questo secondo tempo con il numero 9 Roca. De Stefano, Moschetti, Mirto, Moschetti dalla lunga distanza trova la respinta da parte di Herrero, ed è Stefano che prova a farsi strada alla volta di Roca, e questa volta è proprio De Stefano che commette fallo. Riparte lo Scandiano, una penetrazione formidabile da parte del capitano Barbieri, non trova la porta, e questa volta è il rigore e Siberiani che discute con il direttore di gara. Si becca anche un avvertimento sulla pallina con il numero 77 ancora Herrero. Si troverà di fronte Luca Potenza con il numero 72
chiede un intervento. Tutto pronto per questa battuta, come dicevo, Herrero contro l'estremo difensore ed è proprio lui che devia la pallina verso l'esterno della porta. Recuperano velocemente i giocatori del Mirandola. Adesso è Roca in possesso di palla, costretto a tornare indietro alla volta del numero 6 Busani, che questa volta insacca sull'angolino Luca Potenza. Lascia proprio uno spazio libero ed è proprio quello che viene beccato e insaccato. 3-2, si ricomincia a rincorrere per il pareggio ed è Stefano che prova un tiro dalla distanza, ma favorisce il numero 77 Herrero in questo contropiede. Proprio Herrero che a tu per tu con Potenza allunga le distanze. 4-2, si fa un po' difficile, ancora lungo il secondo tempo, ma si fa un po' difficile la partita adesso per il Mirandola. Sicuramente l'umore non è quello con cui si era conclusa la prima parte di questo incontro per gli atleti dell'Hockey Pico. Vediamo Moschetti al centro della pista, parte per ricomincia il gioco il capitano. Abbiamo Mirto scavalca, viene agganciato da Herrero, ma il direttore di gara dà lecito l'intervento con un contropiede. Herrero ancora la pallina dopo essere stato spazzato dalla porta dell'Hockey Mirandola. Abbiamo adesso Roca dietro la porta che organizza il passaggio per l'uscita. Nel frattempo Herrero sembra abbia reclamato la pallina dalle retrovie, infatti la ottiene, riparte, Capitan Siberiani tiene stretta la marcatura su Herrero e non gli consente di tirare la pallina, lo intercetta, si aggrovigliano sull'area del mirandolese Moschetti ed Herrero, ma riparte subito Siberiani. Siamo al centro pista verso la porta degli ospiti, abbiamo ancora un recupero della palla da parte di Stefani che la passa a Roca. Nuovamente Roca si posiziona dietro la porta, nel frattempo le marcature sono strette, Herrero la pallina la ripassa a Roca ma viene intercettato da De Stefano che spazza la pallina verso il centro. Adesso abbiamo ancora un doppio attacco Roca e Herrero su De Stefano, portano via la pallina, riescono a immobilizzarlo e si riparte con Roca dal centro che gira la palla su Stefani. Roca ancora, il gioco è velocissimo in questo momento ma la difesa della Pico è forte e tiene banco. Roca e Herrero da dietro la porta escono con la pallina che ritorna sulla porta dell'Hockey Pico, ma ancora una volta Siberiani, il capitano, prende la pallina, serve Mirto al centro che dovrà sicuramente ripartire da De Stefano per Siberiani, ancora De Stefano, Mirto e vediamo Moschetti al centro, potrebbe essere l'assist giusto, ma ripartiamo da De Stefano per Siberiani. De Stefano esce dalle retrovie, dà la palla al centro su Moschetti si gira, viene marcato strettamente dai due avversari ma riusciamo a far avere la palla al Mirto che tiene davanti la porta, ma abbiamo Herrero che verosimilmente a terra. A questo punto chiediamo alla regia se possiamo vedere la moviola, se c'è qualcosa su questa scena, perché eravamo distratti tutti a seguire la palla, non riusciamo a capire qual è la decisione del direttore di gara nei confronti di Siberiani. Riusciamo a far avere la palla al Mirto che tiene davanti la porta, ma abbiamo Herrero che verosimilmente
a terra. A questo punto chiediamo alla regia se possiamo. Herrero sulla palla piazzata, rigore. Il portiere Potenza si rifocilla, si prepara per questo tiro diretto. Sono pochi i minuti dall'inizio della ripresa che sono trascorsi. In tribuna c'è un particolare momento di concentrazione. Ricordiamo il risultato: la squadra di casa è sotto di 2 punti e 4 sono quelli dell'Hockey Roller Scandiano. Potenza ritorna in posizione della porta. Attendiamo il direttore di gara, il fischio è fatta. Herrero prova a giocare la pallina ma riesce a scavalcare il portiere e va a rete. Siamo adesso con un risultato di 5-2 per la squadra ospite Roller Scandiano. Sicuramente il malumore è alto e elevato. Ripartiamo con Moschetti, De Tommaso, Moschetti per Mirto al centro, prova De Stefano a spazzare sulla porta, nulla di fatto perché Mirto da dietro la porta organizza il gioco. Nonostante sia visibile come vengano bloccati dalla maglia alcuni giocatori, ma nulla di fatto. Moschetti riparte dalla difesa della squadra di casa. La volta di De Stefano nell'angolo, gira su Moschetti, dietro la porta, giù di palla per Mirto, intercettata. Proviamo a ripartire con De Tommaso. De Tommaso al centro del campo ripassa a Mirto e riparte il gioco. La pallina continua a fare i giri di organizzazione di questa azione. È la volta di De Tommaso che viene placato in maniera significativa da Stefani ed è costretto a tornare indietro su De Stefano che va su Mirto. Mirto è al centro, Moschetti torna su De Tommaso che prova un tiro e viene intercettato dal portiere Vecchi della Scandiano. Nel frattempo siamo dietro la porta mirandolese, abbiamo Herrero, giro di pallina su Roca e la volta di Stefani che prova il tiro ma decide di tornare indietro per Roca. La palla passa per il centro dell'area ma per fortuna per la squadra di casa non viene intercettata dagli avversari. Si riparte con De Tommaso che spinge avanti e Mirto adesso che ha la palla prova a fare un giro di pallina da centro, spazzerà, torniamo su De Stefano e si riparte il gioco con De Tommaso. Moschetti è sempre pronto nel centro dell'area per ricevere il tiro che possa accacciare il vantaggio, ma De Tommaso viene agganciato, va a terra per il direttore Toti, è tutto a posto e siamo già davanti l'area. C'è grande parata di Potenza, viene atterrato De Tommaso, riconosce il vantaggio l'arbitro Roberto Toti. Bene, ripartiamo dalla difesa De Tommaso. Moschetti scavalca 2 avversari, si guarda attorno, viene incisivamente coinvolto in un pressing, ma la pallina va nelle retrovie. Dietro la porta Roca la rifà ripartire per ferma il gioco e Denite a terra. Sembra si sia agganciato ai pattini di Mirto, l'azione è involontaria, non ci sono responsabilità che possano incidere sull'andamento della gara, ma sicuramente vengono accertate le condizioni dell'atleta, sembra sia in ottima forma, si muove
agilmente non manifesta, chiede forse di recuperare, si va a consigliare con il suo allenatore, ma il gioco riparte con la pallina nelle mani di Stefani, Stefani, a volta di Herrero per De Nite, pallina al centro intercettata dal portiere Potenza e subito riparte Moschetti da dietro la porta, ancora una volta Herrero blocca la pallina destinata a De Stefano, viene poi recuperata da De Nite e siamo ancora su Roca rigira, De Nite punta al centro, ma De Tommaso recupera la pallina, la porta in avanti per Moschetti prova il tiro, ritorna su De Stefano, De Tommaso che va su Mirto e abbiamo adesso Mirto che viene bloccato e pensa di tornare su De Tommaso, ma ancora una volta la pallina di Mirto per De Stefano che si prepara nel centro, poi viene un tiro diretto che rimbalza e si ritorna nell'area della Pico. Adesso è la volta di Mirto che prova un super tiro, mi permetto di definirlo, ma il portiere Vecchi lo intercetta e lo ferma con il busto. Adesso è la volta di De Tommaso, di nuovo la palla passa su Roca, Herrero è dietro la porta, Stefani è dietro la porta, Herrero si prepara davanti la porta per ricevere il passaggio, effettivamente lo riceve, ma il portiere Potenza spazza la pallina e si riparte ancora dal numero 7 De Nite per Herrero, la pallina torna su Roca che è un 1-2 con De Nite che prova il tiro ma finisce fuori dallo specchio della porta. Nel frattempo Roca riconquista la pallina e viene tenuto stretto da Moschetti Herrero. Ecco, ancora una volta un tiro determinato porta un altro punto di vantaggio a favore della Roller Scandiano che passa a 6 punti contro i 2 della squadra di casa. La concentrazione adesso è indispensabile per la Pico e abbiamo De Tommaso che riparte sulla è dietro nell'angolo di Tommaso, riesce a difendere la pallina ma si trova in difficoltà. Il direttore di gara riconosce un rigore alla squadra di casa e Paltrinieri è pronto a battere. Nel frattempo Matteo Vecchi si sistema le sue protezioni. Diciamo che le azioni in questo ultimo minuto di gioco sono state alquanto concitate, sono tutti concentrati gli atleti, il direttore di gara è pronto a fischia ed è gol, la tribuna è esulta, Paltrinieri accorcia le distanze, Mirandola ha adesso 3 punti contro i 6 dello Scandiano. L'umore sicuramente in questo momento inizia a prendere un'altra direzione ed è sicuramente significativo per le sorti di questo incontro. Ricordiamo che mancano ancora 15 minuti e 19 secondi, adesso la palla è nelle mani di De Nite per il Roller Scandiano che va su Herrero che dalla parte centrale della pista rigioca sul numero 7, ancora Herrero sembrerebbe sia stato agganciato. Questo sono tutte cose che esamineremo grazie a questo incontro che come sappiamo è visibile sui canali della federazione per vedere se il comportamento del direttore di gara è ligio o ancora meglio dal suo punto di vista, tenuto conto che si trovava dalla parte opposta, effettivamente ha visto come si sono svolti i fatti. C'è sicuramente una lamentela della tribuna, il pubblico sorride con queste interpretazioni, ma sicuramente è il direttore di gara che decide il tutto. Giusto per onor del vero andremo tutti insieme appena possibile a rivedere questi pochi minuti che andranno a delineare se effettivamente
questa azione era degna di un calcio di rigore. Sicuramente in questo momento questa decisione non va ad alterare il risultato della partita qualora si dovesse concludere in questo istante, perché il vantaggio è netto, ma in ogni caso la deontologia, la professionalità dell'arbitro di gara viene richiesto dalla tribuna, che si lamenta. Io vi riporto un po' le considerazioni del pubblico, perché dalla mia posizione sono in grado di ascoltarle, ma sicuramente non ve le trasmetto, ancora meglio non ve le ripeto, perché potrebbero essere di scarsa galanteria, e qui mi fermo. Adesso abbiamo Herrero che si sistema nella posizione la pallina. Nel frattempo viene asciugata l'area antistante la porta di Potenza. Ricordiamo Luca Potenza, il portiere della squadra di casa, che oggi ha come ospiti in sfida il Roller Hockey Scandiano. Aspettiamo l'ok, è fatta. Herrero gioca un po' la pallina, riprova ad alzarla, ma la sua tecnica non consente di fare punto. Adesso è la volta di Roca. De Nite provano il tiro. Roca e De Nite, 1-2, tiro diretto ma intercettato da Paltrinieri, la pallina finisce sul fondo. È la volta di Beato. Roca, Herrero, Stefani. Direi che i passaggi sono alquanto celeri, che consentono di spiazzare, ma la difesa dell'Hockey Pico Mirandola intercetta. De Tommaso spazza la pallina verso l'area avversaria, che viene recuperata da Paltrinieri, ora dietro la porta sono 2 contro 1, ma Paltrinieri è agganciato, spazza la mazza dell'avversario, nonostante la pallina sia nelle mani della squadra ospite. In questo istante abbiamo Roca che prova il tiro, intercettato da Herrero, ma nulla di fatto. E Mirto, il nostro vice capitano di casa, che porta la pallina fuori dall'area e punta sulla tribuna. Per fortuna viene intercettata da un pubblico attento. Non abbiamo, il gioco è fermo. Il direttore di gara Toti richiama un po' all'ordine le squadre e dà una palla a 2 per i giallo-blu. Mirto, De Tommaso, la palla va sul fondo per Paltrinieri con il numero 44, che viene bloccato da Roca, e De Nite recupera la palla, la dà a Roca. Dobbiamo dire che questo Roca per ora si è distinto, è sempre ovunque, riesce a recuperare tutte quelle palline laddove sono di critico risultato. È lui il regista di queste ultime azioni della Roller Scandiano. Abbiamo adesso una pallina di Stefani che ritorna su Herrero, prova il tiro ma Potenza blocca la pallina, il ribatte poi Roca, ancora una volta Potenza. Adesso abbiamo un insieme di atleti innanzi alla porta della Pico e l'arbitro saggiamente in questo caso ritiene palla a 2. Allora, Roca con il numero 9 è già pronto in posizione con il capitano di casa Siberiani. Nel frattempo gli assistenti al campo procedono ad asciugare la pista, che ormai è matita di sudore, può creare ulteriore disagio di equilibrio agli atleti. Il risultato la dice lunga, mancano 12 minuti e 47 secondi con Roller Scandiano 6, Hockey Pico Mirandola 3. Palla a 2, chiare le indicazioni, gli atleti tornano in posizione, la palla giocata permette a Siberiani di darla a De Tommaso che dà per Mirto, siamo avanti, andiamo verso la porta avversaria, la pallina inizia il suo giro canonico. Nel frattempo Mirto viene agganciato da Roca, ancora una volta
De Tommaso prova a girarsi, serve Siberiani che gira la pallina al centro, il direttore di gara viene coinvolto, quasi investito dagli atleti, ed è ancora la volta di Stefani, De Nite, Beato, Roca. La direzione è quella della porta di casa. Roca dietro la porta, si organizza, prova a servire i suoi, ma prova il tiro che va fuori dallo specchio della porta. Ancora una volta palla a 2. Queste sono le decisioni che in questo momento stanno organizzando il gioco. Dall'altra parte, alla vostra destra, dopo la porta della squadra locale, abbiamo Roca pronto a condividere la palla a 2 con De Tommaso. La pista è asciutta, è stato verificato, il direttore di gara riconosce l'idoneità all'approssimamento dell'incontro, palla a 2, Siberiani si allontana e lasciamo il gioco a De Tommaso e Roca. La pallina è per De Tommaso ancora una volta, che riesce ad averla vinta e subito schizza in avanti, prova ma viene fermato e la pallina torna indietro su Siberiani in Mirto, Paltrinieri, De Tommaso, De Nite si scontra con il capitano Siberiani. Dopo, nel frattempo Mirto viene agganciato e buttato a terra e il direttore di gara riconosce il rigore alla squadra ospite. Tutto questo si è tenuto in pochissimi secondi, vista la velocità del gioco in questo momento, che può cambiare le sorti della partita. Abbiamo Paltrinieri al tiro contro il portiere, che prende le sue misure. Per la squadra ospite il portiere in questo istante è il numero 1 ed è rete. Ma la pallina fende la difesa dell'estremo difensore. È un gioco di parole, ma l'idea è chiara, e per renderla ancora più accogliente la squadra dei Pico si abbraccia in pista. Abbiamo accorciato ancora le distanze. In questo istante abbiamo Scandiano 6, Mirandola 2, Iundice 9, i minuti alla fine dell'incontro. Abbiamo adesso Barbieri, giro di porta, scivola De Tommaso, non toccato da nessuno, Beato, ed è la volta di De Nite, Busani, no, De Nite, Roga. Prova il tiro Busani, ma il portiere agilmente recupera la pallina e si riparte dalle retrovie con De Tommaso. La squadra dei Pico prova ad organizzarsi nell'area, naturalmente la difesa è incisiva e molto forte, ma abbiamo adesso la volta di Paltrinieri. De Tommaso, Siberiani è pronto a ricevere la palla di De Tommaso, che gira dietro la porta, viene bloccato dalla difesa dei Roller e si riparte da Paltrinieri a centrocampo, che prova il tiro diretto, intercettato da Mirto, recupera la pallina che andava in una direzione diversa da quella della porta, ed è la volta di De Tommaso. De Tommaso dalla palla al centro, ma sono trascorsi 45 secondi di possesso di palla, ed ecco che è necessario cedere la pallina alla squadra ospite, che riparte. È già di nuovo Roca il regista di queste ultime azioni, insieme ad Herrero, ma Barbieri, Busani, Roca, Stefani. Il tiro di Barbieri, che viene intercettato dal portiere, ed è la volta di Mirto, che recupera la pallina già oltre il centrocampo, viene pressato e decide di riorganizzare il gioco.
Siberiani De Tommaso dietro la porta, guarda i suoi colleghi di squadra, ma il direttore di gara riconosce il vantaggio di palla per un'azione che non abbiamo seguito nettamente alla squadra ospite. Palla torna alla squadra ospite che riparte dalla difesa ed è De Nite, proprio lui che accompagna la pallina alla porta. Serve Roca, De Nite va indietro per Busani, Roca. Busani, Roca, i nomi sono sempre gli stessi, in questo momento c'è una grande simbiosi tra gli atleti dello Scandiano che riescono ad organizzare questi giri di pallina da un estremo all'altro della pista, ma intercettati da Paltrinieri che prova a servire il capitano De Tommaso. Siberiani alla pallina, prova il tiro ma viene fermato. Adesso è la volta di Roca che avanza speditamente verso la porta dell'Hockey Pico, facendo il giro di porta, serve Barbieri, palla al centro per De Busani, il tiro va a vuoto. Recupera De Tommaso, siamo oltre la metà del campo, vediamo come girerà questa pallina che servirà a Mirko. Cambiamo giro, De Tommaso di nuovo. De Tommaso, proviamo su Mirko, Trenieri al centro con Busani, il pattino di Busani intercetta la pallina, ma la difesa di casa è forte, ferma questo ulteriore punto che poteva allungare le distanze. Adesso la pallina ce l'ha De Tommaso, è al centro insieme a Mirto. Scambio di pallina, Paltrinieri è sempre pronto al centro, ma scivola la palla lungo la stecca di Paltrinieri senza provare il tiro. È la volta di Siberiani. Siberiani decide di servire De Tommaso che parte un po' più spedito, va al centro ma viene intercettato da De Nite, il quale recupera la pallina e se la riporta in avanti, servendo Roca. Alla volta di Barbieri. De Nite, Roca, Barbieri, prova il tiro ma c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va per il direttore di gara, ha visto che c'è stato un trattenimento, chiede di asciugare la pista. Intervengono gli assistenti alla pista che sistemano un po' la situazione. Allora Costantino, questi minuti ormai sono sempre di meno, il vantaggio è di 2 punti per la squadra ospite, abbiamo una squadra incisiva dove Roca sembra regista in queste ultime azioni, ma soprattutto l'assistenza che gli danno il De Nite e adesso il sostituito Herrero, c'è Barbieri che non è da meno. Sì, Giuseppe, in effetti mancano 6 minuti e 44, adesso la partita si fa abbastanza complicata. Sono 6 falli a 4 e il risultato è di 4 a 6. Il Mirandola sta cercando di reagire con alcune incursioni da parte di De Tommaso che però non hanno trovato una conclusione efficace. In questo momento appunto il Mirandola sta cercando di risalire un po', di rischiare anche un po' di più, questo ovviamente rischia di lasciare qualche spazio libero per il contropiede. Adesso è Paltrinieri, Moschetti, De Tommaso, tutti avanti i giocatori del Mirandola, il passaggio per Paltrinieri che non si chiude, recupera comunque Siberiani, 2 secondi ancora al tiro dalla lunga distanza da parte di De Tommaso, non intercetta la porta, si riparte con la pallina sulla stecca dei giocatori dello Scandiano, ribatte velocemente con
appunto lo Scandiano, i ragazzi con la casacca blu, la pallina finisce in mezzo sulla stecca di Potenza, il tiro lungo a cercare Paltrinieri, non si gira, torna indietro per De Tommaso, quindi il capitano Siberiani, De Tommaso si guarda attorno, prova a servire in mezzo, Moschetti capisce tutto, De Nite che in un contropiede prova a servire il numero 5, Busani, ma non si chiude il passaggio. Adesso è Siberiani, quindi il Mirandola che cerca in qualche modo una risalita. 5 minuti ancora di gioco in questa quinta giornata di Coppa Italia che vede qui al Pala Simoncelli il Mirandola sotto di 2 reti. E adesso è lo Scandiano con il capitano Barbieri. Quindi Busani, De Nite, un passaggio tiro intercettato dal capitano Busani e Barbieri, scusate. Tornano indietro i giocatori dello Scandiano, il passaggio alla lunga distanza a cercare Roca, scambia per Barbieri, quindi De Nite, tiro potentissimo sulla ribattuta, Busani tenta il tiro, finisce sulla linea di fondo. Si riparte con la pallina sulla stecca dei giocatori dello Scandiano. E intanto viene chiesto un time out da mister Iallacci, chiama i suoi quando mancano 4 minuti e 11 secondi. Sempre meno il tempo per provare ad accorciare o addirittura raggiungere il risultato dello Scandiano. Ultimi consigli da parte dei mister Iallacci e Mariotti. Si ripartirà appunto da una pallina nell'angolo destro della porta difesa dall'estremo difensore numero 72 Potenza Luca, e la pallina sarà battuta appunto dai giocatori in casacca blu. Come dicevamo, mister Mariotti ha approfittato per effettuare il suo cambio, è andato fuori Barbieri, è entrato con il numero 77 Herrero. È proprio Herrero che si occupa della battuta dall'angolo, e intanto viene ancora chiamato l'assistente di campo per asciugare la lunetta dell'area del Mirandola. Si riparte, si è ripartiti appunto lo Scandiano con Roca che serve De Nite, ancora De Nite, alla volta di Roca, quindi Busani, Herrero, intanto ricordiamo che l'altra partita di questo girone del Correggio contro il Modena si giocherà domani alle ore 18
a Correggio. Mentre appunto lo Scandiano settimana scorsa contro il Correggio in casa ha vinto 5-2. 6-4 invece sta conducendo qui sul campo del Mirandola al Pala Simoncelli, un tiro filtrante insidioso da parte di De Tommaso, non intercettato da nessuno, non trova neanche lo specchio della porta. Adesso è Roca che si propone in offensiva, scambia velocemente per Deinite. Deinite prova a fare tutto da solo e questa volta subisce fallo da parte di Siberiani. È un altro time out chiesto questa volta da mister Mariotti. Intanto vi ricordo la classifica di questo girone A di Coppa Italia, che vede al primo posto Amatori Modena con 9 punti, 3 partite giocate, 3 partite vinte. Al secondo posto appunto lo Scandiano che ha vinto 2 partite, questa potenzialmente potrebbe essere la terza per raggiungere il Modena che comunque dovrà giocare domani contro il Correggio, mentre il Mini Motor Correggio si trova a pari punti con lo Scandiano al terzo posto con 6 punti, 3 partite giocate, 2 vinte. Il Seregno si trova a 3 punti, ricordiamo la partita vinta di misura sul Mirandola, mentre il Mirandola chiude la classifica con 0 vittorie e si riprende. Adesso è proprio lo Scandiano che prova in offensiva, recupera la pallina, Moschetti prova a servire, ci riesce, Paltrinieri riceve il passaggio di ritorno da quest'ultimo, scambio ancora con De Tommaso, quindi Siberiani, ancora De Tommaso, prova a affondare sulla fascia, prova e chiude il passaggio verso il centro, la volta di Moschetti, debole la sua offensiva, recupera Herrero e riparte. Roca, ancora Roca, riesce a togliersi dalla grinfia di Siberiani, torna indietro per Stefani che serve Herrero. Paltrinieri cerca di soffiare la pallina a Stefani, non ci riesce, questa volta è De Tommaso che subisce fallo. 1,40, 4 le reti segnate dal Mirandola, 6 dallo Scandiano. Siberiani, serve De Tommaso, prova ancora l'affondo in mezzo De Tommaso, prova a fare tutto da solo, riesce a servire in qualche modo Paltrinieri ed è palla a 2. Devono attaccare in tutti i modi. e 28, 45 secondi di possesso a chi prende la pallina, è proprio Paltrinieri che prova a servire, De Tommaso non ci riesce, l'offensiva, il contropiede da parte dello Scandiano, intercettato da Luca Potenza, adesso è Daniele Moschetti che serve Siberiani, Siberiani alla volta di De Tommaso prova in mezzo, intercetta i parastinchi di Herrero, fallo e questa volta l'arbitro decreta il cartellino blu per il numero 7 Moschetti. Si occupa questa volta della battuta Stefani. 1-0-4. Tutto pronto.
Fischio del signor Toti, palo, non insacca, questa volta Stefani e la pallina viene recuperata dal Mirandola, ingenuità da parte dello Scandiano che lasciano correre questa pallina in difesa siberiani, quindi De Tommaso alla volta di Paltrinieri, 47 secondi, recupera la pallina Herrero che mette calma nelle fila dello Scandiano, Roca, Busani, ancora Roca, Herrero, si tengono tutti e 30 i secondi i giocatori del Scandiano per mantenere appunto quest'ultimo possesso di pallina nella loro stecca, passaggi lunghi a trovare i compagni, non insidioso il pressing del Mirandola, adesso è proprio De Tommaso che prova a fare tutto da solo, capisce tutto Roca, scambia per Stefani che prova un tiro, traversa e Roca è proprio lui che si insacca dentro la porta del Mirandola quando arriva il fischio della fine di questa quinta giornata di Coppa Italia che vede appunto qui al Pala Simoncelli il Mirandola soccombere per 4-6 contro lo Scandiano. Qualche lamentela da parte del pubblico per la gestione della gara da parte del signor Toti. Finale 4-6, ci vediamo tra 2 settimane qui alla Pala Simoncelli per la sesta giornata di Coppa Italia di Serie A2.